Cristina Salvadori, una mostra particolare, la sua all'interno del municipio di Spresiano. Che cosa può trovare chi viene a vedere questa mostra? Ma innanzitutto colore, ed è quello che emerge dall'inizio. Poi i miei quadri sono come porte, ognuno può varcare la soglia e aspettarsi emozione, oltre che il colore. Ecco, che cos'è che ha, a parte il colore, di particolare la sua pittura? Mia è una pittura materica, una pittura fatta con tecniche miste in cui si gioca molto di contrasto e comunque il colore per me, anzi la figura umana attraverso i gesti, le posture e l'uso del colore è quello che mi dà la connotazione di uno stato d'animo, di un'emozione. Questo è quello che io voglio trasmettere. Ecco, lei è riuscita a creare un percorso narrativo attraverso le varie sale della sede comunale. Di cosa si tratta? Sì, in questo caso si tratta di un percorso capovolto, perché sostanzialmente ogni posto dove io espongo ci sono delle limitazioni per quanto riguardano gli spazi espositivi. Quindi in questo caso mi sono accorta poi, una volta allestita, che l'ultimo quadro dovrebbe essere in realtà l'ultimo della serie. E quindi ecco, per questo ha la connotazione di un percorso capovolto, perché si inizia dalla fine per poi scendere attraverso gli stati interiori e risalire e alla fine si scopre se stessi. Quindi è come se la farfalla nel primo quadro Eden è già nata, è già in un momento di allegria, di vita, di unione corale insieme alle altre. E poi alla fine c'è la scoperta di se stessi. E quindi è tutto un invito a entrare in un mondo interiore, il nostro mondo, dove c'è la scintilla divina che tutti noi abbiamo e che tutti noi speriamo di poter scoprire, di poter trovare.